si ricorda quando era durante la guerra, si ricorda come cosa che è successo quando era via, dove è andata la profuga? Sono andata a venire in Lavonia dove gli fa guerra adesso lì. Vedo che bella. Posso raccontarmi anche se non è la signora Marsura, mi va bene che io? Non ho compreso. Sì, mi ricordo più. Sì. Ha detto che è andata in Slavonia, si ricorda? Sì. Come l'ha fatto andare in Slavonia? Chi l'ha portata? Stava a pulsentare, mica domando così. Stanno qua, non entrivo nessuno. Prima la guerra dell'Isdotto era. Sì, quello mi interessa. Sono andata profuga a Cappella Maggiore. Dopo Cappella Maggiore veniva Iaida, chi che voleva andare a lavorare in Slavonia. E ora sono andata in tutta la famiglia. E come vi si trovai in Slavonia? Là sono stati bene. Sì? Sì. E cosa facevi? Che mestiere? Cioè, in Slavonia cosa vivevi? Cosa mangiavi? C'era a lavorare, mi ha messo in fabbrica di cemento e sono stati là a lavorare e dopo quando è finita la guerra mi hanno mandato a casa. Ho capito. E era sotto gli austriaci là? Chi era i Peroni? Chi comandava? Qui là Sì. Ho capito. Qui là cos'era? Pigliava la Slavonia? Sì, ma il paese di Slavonia si ricorda? Io come si chiamava? Il tuo paese? Beocin. Beocin. A Beocin c'era a dormire, mi pare. E Ovidec a lavorare. Ovidec era distante o vicino? Eri due paesi vicini o distanti? No, sì, era vicino. Ovidec del Beocin. E gli abitanti del posto, cosa dicevi di questi profughi venuti dall'Italia? Cosa dicevi? Qua lingua? Come facevi a capirvi? Cosa che si capiva, così ormai si capiva, e che n'era tanti prigionieri là. Italiani ora? Sì. Non capivo. E io di che classe sei? Nel 1900. Ha 94 anni ora. Complimenti. Si porta in gamba. Vedo che legge il giornale, ascolta la radio. Sì, no, ormai non vedo più, ho gli occhi che mi fa male. E allora no. Era mica che ne ho metà degli anni, non che vedo più anche a me, con gli occhi anche a me. Che io c'hai. E ora bisogna che accontentarsi, no? Sì, ma non mi ricordo più del resto. Sì, no. Abitava qua a Fontigo e a quasi partia? Sì. Abitava qua a Fontigo, su sta casa qua proprio? No, su sta casa qua, ma era da sposare. Sì, ho capito. Era qua con lo stesso mio, ma era da sposare. Ho capito. E dove abitavi? Qua in piazza? Là. Su ste case qua, insomma, qua? Là, sì. Proprio qua davanti? Sì. E che mestiere facevi? Era i suoi, la sua famiglia, insomma. Era a lavorare a Crosita. Canapificio, cosa devo? Sì. Antonini Ceresa? Sì, che Canapificio. Canapificio Veneto? Sì. Ho capito. E ora stava tutta la settimana ora? Sì, a settimana si veniva a casa di sabato e domenica dopo si tornava via. E cosa andavi fino a Crosetta? A piedi? A piedi. In quante qua del paese qua? Da Fontigo? C'era in tante. Tante tosette. E era tosetta ora, capito? Fino ai 16 anni? 17 anni, sì. E lavoravi anche durante la guerra? Qui è Canapificio Veneto là. Lavoravi anche durante la prima guerra mondiale? Fino al 17 là? Sì. Lavorava? Sì, lavorava. Sì. Dopo la guerra è mandata. E in casa sua quanti eri in famiglia sua? Vuole sentarsi? Vengo dentro? Quanti eravate di casa vostra? La mia era 7 fratelli. Mi pare mia madre era. Ho capito. Anzi, il fratello più vecchio era a soldato. Come si chiamava il fratello più vecchio?
Berti Girolamo. Girolamo Berti. E come si chiama di preciso? Berti Antonia. Antonia Berti. Giorno, mese e anno di nascita? Ai 20 di maggio. 1900. Vero. E sei sposata? Avevo fioi? Sei sposata? Sì. Avevo Sì, due figli. sposato, anche molto lavoratore. Che mi fa qua, signor mio, fa niente. Ho capito. E Mario, morto anche Mario? Sì, morto. Ho capito. E va bene. E ora, sono arrivati i tedeschi che a volta, con cosa vegai porta via a Cappella Maggiore? Ma là c'era profughi, allora là non ne ha portato via niente. Ma qua io porta via tutto e dopo. Ho capito. Io non avevo niente qua, non si resta più niente a casa sua. Ah, cosa vuole che si resta niente? A sua casa, come ieri, in piedi, cosa è tornata? Sono tornati, sono andati dentro le scuole perché là non pioveva. E se no il resto del paese come ieri? Il resto del paese com'era? Casa era stata Anche la sua casa era tutta per terra? Sì, ma no, tutto è vero, ma insomma non si poteva andare dentro. E ora, capito, dormivo sempre sulle scuole? Si sa, dopo mi ha messo una baracca là. Ah, ho capito. E sono stata là, e sono sposata, sono vista qua. Ho capito, su sta casa qua? Sì. Sempre da allora, sempre stata qua? Sono sempre stata qua. Perché era il Jacopo. Lui era qua. Sono nati d'accordo, si vede. Sì. Di che anno si è sposata? In che anno si è sposata? Nel 23. Vero, ho capito. Sarebbe 71 anni fa? Non uno. Vabbè, e dopo invece da profuga da Cappella Maggiore, dopo quanto tempo che eri a Cappella Maggiore si andati in Slavonia? Hai capito? A Cappella Maggiore sono stati pochi, perché dopo non si trovava niente anche andare a Carità, allora non si trovava più niente. E allora era questa gente che io correva manodopera? Io correva a opera e andare a lavorare se si voleva andare. E sono andati via. Tutta famiglia? Tutta famiglia. Papà, mamma? Tutti. E quanti fratelli eri? Qui c'era 7 fratelli, ma una mia sorella era qua, era qua a Ciosra. Allora qui non era. Hai andato a servire ora a Ciosra? Sì, lei era a servire, allora là, ella era stata là. Come si chiamava? Giovanna. Giovanna. E mio fratello era soldato, neanche quello. Come si chiamava un soldato? Come si chiamava il soldato? Girolamo. Dove eri il soldato? L'era là per di là. Sì, ma dove? Magari qua vicino? Sì, l'era là dal Piave. Era qua dal Piave. Ho capito. E che altri 5 fratelli invece si partivano? Sì, sono stati Con cosa si andati in Slavonia? In treno, si ricorda? Sì, in via loro tutti. Sì, per quello sono stati bene. E là che vi trovate a dormire su una casa, dove che vi dormivo là, quel paese là? Là, quel paese, non lo dico. Sì. A Biocin. A Biocin lavoravi? E Ovidec, ma era una casa dove hai dato una caserma? Una casa. Con una famiglia? Una casa, si era là a lavorare. Ho capito. Chi contadini, chi in fabbrica. E suo papà lavorava in fabbrica o a terra? In fabbrica, qui più grandi si lavora in fabbrica. Che faceva cemento? Sì, cemento. E qui altri non era di più, allora qui lui lavorava, ma si doveva stesso mangiare. Ho capito. Qualche uno andavi a Carità anche là, ora andavi a Carità anche là, altri? Fratelli, qui altri qui più perché se era altro che mi pare, mia madre è mia che si andava a lavorare, perché gli altri era dove veniva. E dove andavi a lavorare?
fabbrica Cosa facevi? di cemento. Ma cioè, cosa vuoi dire far cemento? Come lavoravi ora? Che tipo di lavoro facevi? Se era una fabbrica, vero? E allora si sapeva, mi era... Buonasera, io fare una ricerca sulla prima guerra mondiale. Poi era su questo paese, ora come lavoravi in fabbrica? Cosa... Non era in macchine, e mi trasportai i carrei e poi tragido sotto che gli altri li sapeva per... non so cosa gli fece dopo. E veniva fuori il cemento, insomma. Sì, Partendo dai sassi, cosa che avevi? Sassi? Cosa partevi? Materia prima, cioè? Maria Berti. Questi carei, cosa mettevi dentro sui carei? I carrei erano pieni di cemento e vedi pararli da un'altra parte, ma sempre là in fabbrica. E dopo il credo con un bus e là gli sapeva e non era che tornai a lavorare con quella. Metteva sui sacchi, ora dopo cosa? E dopo non so cosa fece altro. E erano tante persone su questa fabbrica? Tante persone che lavoravano? Sì. Tutti profughi, prigionieri o del posto? No, che ne erano cadellori. Ah, erano cadellori della Slavonia, là? Sì, che ne erano cadellori. Ho capito. E fatica, era un lavoro faticoso? Non mi è neanche. Non mi è neanche. E ciapavi qualcosa? Dei soldi? Sì, sapeva, non so neanche tante, ma non mi ricordo più perché... Sì. A Cappella Maggiore non trovavi niente da mangiare ora? Poco trovavi? Allora non si vedeva niente a tutti. Tutti sono andati via senza niente da qua. Adesso che sei andato in terra bastò? No. Mi vegassa niente così partì una vacca, un vedel, qualcosa? Sicuro? Sono andati via vero senza niente. Senza niente? Perché la roba non si pulita. Dove deve essere pia la roba? Se lì si pulita dentro poi casa. E dopo che la trovava? E dopo la macchina si accavava su tutto lì. Era furbi o i tedeschi? Sapevano dove trovare? O sei stato qualcuno del paese che sei rimasto qua in paese a trovare? Non resta nessuno. In paese non sei restato nessuno? Perché qua il Piave se proprio lo passi? Qua c'era, vero? In prima linea, guarda. Insomma tutte queste case qua, erano tutte per terra ora? Sì. Al giorno. E poi si partì senza niente. Senza niente, si ricorda? però più necessario. E si partì su un carro, con un cavallo, con il camion, con cosa? Si ricorda? Con un camion? Andava portato via con un camion? No, con un cavallo. Con un cavallo? Con un cavallo, sì. A vostra famiglia solo o varie famiglie? Che ne è ancora dopo. Sì, no, ma che volta che si partì, che si andati a Cappella? Era di mattina, pomeriggio, si ricorda? Come che si partì? Che periodo, cioè, era una mattina, una sera, si ricorda? Dopo mezzodì. Dopo mezzodì, pioveva? Perché mi pare che era giorni che un po'... No, non pioveva. E se vai a Cappella a che ora? Ciao. A Cappella, a che ora che sono arrivati? Il giorno dopo, a sera. Si ricorda, se non mi conta? Sono andati via la mattina e dopo sono arrivati là, allora sul mezzodì. Ho capito. E là avevi trovato posto su una famiglia a Cappella? O avevi messo in qualche... a Cappella Maggiore? In Canonica ne ha messo. Ah, tu hai visto, in Canonica? In Canonica perché io andando via il prete là. In Canonica era solo la vostra famiglia o altre famiglie? Non era un'altra famiglia là. Okay. E mangiare poco, diceva. Mangiare si via, si andava sempre a carità dopo le basi per cattare qualcosa, ma si capiva. E allora è per questo che sono andati in Slavonia. Dopo le basse, cosa intende? A che paesi andavi a carità? Da Cappella, dove andavi? Non so, verso che paesi? Dici che mi ricordo più. Camminava, cioè era parecchio da camminare? Si sa. Andavi anche io, che aveva 15-16 anni, di 7? Si sa. Anche suo papà veniva? Lui lavorava là a casa, ma a casa là qualche
non mi ricordo neanche più questo. Vabbè. E andava a carità, insomma, a camminare e trovava qualcosa, portava a casa qualcosa la sera. Sì, magari. Magari. Una branchetta di farina, un pocchetto di pane. Qualcosa gli dava ora? Qualcosa. Come vi trattavi questi profughi? Cosa dicevi di questi profughi? Sì. Vi trattavi male? No. Gli abitanti del posto? No. Qui la cappella? No, perché c'era italiani poi la Cappella Maggiore. Sì. Insomma, ma se magari aveva poca roba anche da mangiare, perché non era più niente là, anche là. Perché sai, tu si porta via tutta. Quanto si partì per la Slavonia? Dopo quanto tempo che eri là a Cappella si andati verso la Slavonia? Si ricorda? Stati a un mese, 2 mesi? A Cappella? In inverno si ricorda? Perché si partì qua, era San Martin più o meno, era in novembre, vero? Io non mi ricordo più. Va bene, se vi viene in mente quando che vengono a portare la fotografia me lo dice, va bene? E si è andati in treno, mi diceva ora, da Cappella fino a Slavonia, o no? No, col treno. Col treno. Ho capito. E avevi messo tanto a arrivare in fondo? No, neanche. Hai un'idea da mangiare quando si ferma. Quando si vede i tratti da fermarsi, un'idea che parecchia anche a mangiare. Sì, si era trattati bene. E in più là che trovava anche prigionieri italiani, italiani e anche di altre nazioni, anche di altri posti? Perché non so neanche perché non stai là a mandare da dove ti era, perché lui era assieme con noi. Ah, ho capito. Quadri eri per conto vostro, sì, insomma. Per conto nostro. Dopo vi trovavi là. E quanto tempo dopo la guerra si veniva in casa? Mi si chiama più che poi, non so. Va bene. Comunque, a me casa ho detto tante robe interessanti. Stanno la mente, da 2 anni adesso da sta parte, stanno la mente. Ma vedo che si porta sempre in gamba però. In gamba si sa, ma in gamba la salute e basta. Vai. Perché ho le mani che si piriscono ormai. Sì? Sì, ho gli occhi e non mi vede il momento. E oggi persona giusta, cercando un'altra persona che trova ella. Ma sei più vecchia del paese? Io che sono più vecchia di tutti dicono. Del Fontigo. Quanti abitanti ha il Fontigo? Grande. 800 persone. Ma ho visto sede municipale, ora è quasi la sede di... Sì, perché io aggiustare la tassa. Ah, ok, si sotto Sernaria qua? Sì, le fazioni. Quindi... Così. Mi ringrazio proprio sulla zona che fa guerra adesso, dice? Sì. E sentimi, a Budapest sono stata poco. A Budapest. Come Budapest? Ma Budapest è in Ungheria? Budapest non è in Ungheria? Sì, ma sono stati in Calà. A Fracossa la Budapest? E sono iniziamo a fare un pranzo. Ah sì? Ma senti un po', i paroni da fabbrica ora? Sì, noi paroni a fabbrica, io so, i dirigenti là. Invece ma a Budapest? Sì, mi ha invitato a una festa, andare a pranzo là. Era finita la guerra o era ancora dentro la guerra? Era, In tempo di guerra? sì, tempo di guerra, no? E ora paese nemico, diciamo, che trattava anche bene? Cioè ora era... Ma sì, che si era trattati bene là. Perché tanti mesi che sono andati profughi in questi paesi che pativa fame, morti di fame proprio, ho sentito dire. E sono andati via per quello perché qua non si trovava più niente ormai, anche a Cappella Maggiore, là non si trovava più niente. E loro sono andati in Leonia, tutta la famiglia, e là non era da mangiare.
altro che da vestirlo io via, perché andiamo via con la camicia di carta. Ah sì? Come le carte? Di carta! Era... E via da mangiare che n'era, ma da vestirlo. Era un paese di montagna o di pianura là? Pianura era. Era un fiume vicino per caso? Sì. Che fiume era? Donavo. Ah, Donavo. Che chiamava? Se era là vicino. Eh sì, perché di solito i cementifici vicino. Ah. Sì, i cementi vicino a un fiume di solito fabbriche di cemento. Sì. Come qua a Pederoba, che ne c'è una. Sì. Non c'è a Pederoba. Donavo io. Donavo. Sarebbe il Danubio? Donavo. Donavo, è il Danubio? In italiano. Sarà quello? Adesso guarderò la carta geografica. Era un fiume grande? Oh? Sì. Ho capito. E a campagna cosa producevi invece in campagna? Là? Cosa coltivavi? Là? Che n'era patate, che n'era tante pisolette quelle, non era vino, vino. Sì. Grano turco? Sì, che grano turco. Era un posto ricco, insomma, stava sì, bene? Anche bene. Ho capito. Bravo, ho visto che robe, dai giovani queste robe non le sai sicuro? Non credo. Era tipo una... Da quando non è pinata messa dice? Io sono completamente. Forse non riesce più a muoversi quelle gambe. Non vai neanche più fare. Con una compagnia. Sì. Fora parte sull'occhio sai cazzo qua. Fora qua, le tante non vai più. Ben, coraggio, dai, così in gamba. Fontigo, 15 settembre, ore 17. Anzi, 16:30. Di cognome? De Luca. De Luca Augusto. Di che anno si è sposato? Del 23. 1923. Ha avuto 2 figli, ho visto. Sì. Come si chiamano i fioi? Orlando, sì. E Gemma. E Gemma. No, Martina. E Martina. Perfetto. Invece suo papà e sua mamma, come si chiamavano suo papà e sua mamma? Di me? Giovan Battista. Giovan Battista suo papà? Sì. E sua mamma? Monica. Monica, e di cognome? Sfoglia l'era. Sfoglia. L'era da Maria, l'era di Sfoglia. Sfoglia, sì, ho capito. E da Fontigo a Cappella Maggiore, si ricorda? Sì. Cosa si andati? A piedi? No, io allora in Mugli, in Almenaco in Mugli. Ah, ho capito. Boh. Così partì da Fontigo, e era già in bombe, così partiva. Sì, là che è casa là. Sì, a me capito. Ma capito? Era un tocco ormai che si era qua, ma si era sotto i tedeschi ormai. Io volavo un drappen sul cortile, non l'ho fatto anni. Sì. E allora non ci sono andati via. Ah, siete arrivati drappen sul cortile finché vi siete decisi di partire? Sì, proprio sono partiti. E per caso il parroco è venuto con altri? Come? È il parroco del paese, è venuto via insieme con tutto il paese? No. Ieri ero già partito io. Lui era via lui. Dove eri andato? Il parroco? Mi pare che l'era da Revine una volta. Ah, era già andato a Revine io? Sì. Da Fontigo. Da Fontigo era andato a Revine? Sì, a casa sua, l'era a casa sua là a Revine. Ah, ho capito. Era perché aveva sa qua, insomma, da soli? Era tutti via. Chi picchi manco sono andati via. Ho capito. Tutti gli altri del paese ieri sono andati a rispettare proprio in ultima ad andare via ora. No, io ero in ultima, ma sono andati via. Ho capito. Non è che si andati via tutto il paese insieme? No. Per esempio a San Vido e Valdobbiadene, su di Aisi, andati via col parroco insieme, tutti quanti? Beh, noi sono andati via per conto nostro, là col parroco. Ho capito. Però fino a Cappella mi ha detto che si andati con i muli, con i tedeschi, insomma. Sì. Perché portare i tedeschi, insomma. Sì. Per rispettare proprio alla fine. Ho capito.
In canonica? A Cappella Maggiore si è stati in canonica con un'altra famiglia. In canonica a Cappella Maggiore. Sì. Chi era la famiglia? Ed era Muriao, ma non lo so, mi ricordo più. Ah, non si ricorda neanche il suo pronome, niente come. No, non mi ricordo. Vabbè. E a Beocin in fabbrica cosa c'è che faceva? Era detto che spengeva dei carelli, è vero? L'era a cimento era. Era una fabbrica grande, ma sotto di me era. I me mandava sui carrelli pieni di cimento. E mi era sul secondo piano e che n'era i nastri come. No. Non so dire che parei fai come un giro da qua fin sulla osteria metto che parei avanti sti carrei sulle rotaie proprio. Okay. E dopo la bandedo credo per un altro bus sotto a. I spensili li rubettava sti carrei? Sì. Da sola o insieme con altri? No, mi sola, ma sti carrei i pesai loro, ma pararli dopo. Non era difficile, da sola e buttava su carrei? Sì. Ho capito. Aveva anche forza però? Era dove allora. Ho capito. E sotto cosa che facevi sti carrei? Sotto io lavoravo ancora con l'acimento, ma mi non so neanche cosa che fece. Io ero sempre stata solo a spengere carrei in fabbrica. Sì, a spendere sti carrei. Sempre là a spendere carrei. Ma prima che sono andati mi ha messo a cavare patate. All'inizio. All'inizio mi ha messo a cavare patate. E dopo invece mi ha messo in fabbrica. Ah, ho capito. A cavare patate era una famiglia, cosa era? Una cooperativa, cosa era? Tutti di quei tratti, gli ori di patate. Campi grandi? Sì. Era dritto il fiume? No? Il Donau era un po' distante. Sì. Belle patate, grosse? Sì. Come qua? Sì. Ho capito. Rosse erano particolari? No, come patate. Ovvio, dopo li ho messo in fabbrica invece. Ho capito. E se era ben visti, ma che erano i prigionieri li era mal visti? I vostri prigionieri italiani? Sì, perché io cantai la storia e ne insegnava a noi. Che storie vi cantavi? Che storie cantavi chi vi insegnava? Finalmente è finita la guerra. I prigionieri cantava finalmente è finita la guerra? Sì, ma dopo che sono in casa è inerata a noi che le imparone. Che non mi ricordo più. Vabbè. Ma la cantava a Iaco, eri prigionieri? Ma no, loro la cantava, ne insegnavano altri che lo cantavano. Quando è che gli ha finito la guerra? Finalmente è finita la guerra. Che l'Europa l'ha ben disegnata. Sono tornati all'Italia per terra e terminato il nostro soffrimento. È terminato il nostro soffrire? Sì, per 4 giorni ci lasci in Ciolpano con un rancio a rifiuto dei cani. Ci trattasti dalle parti animali, maledita sta razza brutale. Ah, capito. Che sarebbero stati i tedeschi praticamente? Sì. Che gli stati italiani a inventare questa storia. La canzone, ma riferì ai tedeschi? Si sa. Allora non la vendeva bene. Ah, ho capito. Ma la cantavi anche quando chi era sotto prigionieri? Dopo no, era a casa, non cantava e mi ha tirato al treno. Ah sì? Ma dopo mi ha sono ancora loro. Perché ormai era finita la guerra? Era finita ma non vendeva bene a quel che veniva. Il treno? Sì. E tutti quanti altri insieme con i prigionieri cantavi in casa insieme? Sì, era a casa, ne fa una lista per tutti quanti, perché quando che si vedeva il pranzo, chi mi deve mangiare. Ho capito. E ora si vengono in casa, altri che facevamo ieri civili,
Sì. Insieme con i prigionieri, Sì, sì. su sto treno. Sì, si aveva una carta per tutti. Ho capito. E i tedeschi si incassava qui sentiva cantare sta roba. Poi capito mai. Si sa. E ora andiamo là a terra. E andiamo là per terra, sì, mi ha fatto montare giù il treno, ma viene sta che si vede che qualche uno gli va la vita che bisogna che montone sua. E fatto dopo tornare in Ma montare giù. a brava è stata a ricordarsi la canzone. Aveva visto che diceva che non si ricordava. Perché io ho la mente che ho perso anche la mente. Ma si ricordava bene però la canzone, Ah, tu visto? E tutti quanti cantavi ora, che aveva bella voce ora. Si cantava appunto, perché cos'era là, noi altri italiani là, si cantava le nostre canzoni. Ad esempio, che canzone? Sì, e allora io volevo bene a sentirmi che per me mi ha chiamato sulla mensa degli ufficiali là velori, perché si cantava dalla parte italiana, lo diceva lo risentivo. La vostra famiglia solo? Sì, la nostra famiglia. La vostra famiglia. Chi era in particolare che era bravo a cantare? Chi era bravo a cantare della sua famiglia? Tutti. Anche io? Anche mio papà. E anche suo papà? Tutti. Avevi mai una fisarmonica o qualcosa? No, cantare così da. E che canzone cantavi? Oh, mi dici che me ne magari una. No, quella che mi dice tutto il nome, il titolo, cosa era? Mi dici che so più, non so, non mi segno in cantare tante, ma adesso non mi ricordo più. Perché mia madre era brava a cantare. Sua mamma si chiamava, ha detto... Monica. Monica Sfoglia. Sì. E aveva una bella voce ora. Sì. Signora Monica. Sì. Tutti si cantavano, perché se in famiglia erano tutti bravi a cantare. Ma cantavi in chiesa qua in coro? Anche in chiesa qua, quando è che si era qua? E là a proposito, andavi in messa, andavi in chiesa là? Da profughi? Anche a messa sono andata a profughi. Dove? Sono andata a messa anche alla via, i lavori sono andata. Appunto. E era come era sta chiesa? Non era mia tan bene, ma gli dicevo a messa, le altre le a messa anche le capivi quella lingua? Capivi niente? No, non capivo, ma so che lei a messa in Sì. E come vi trattavi ora? Bene nei trattieri. Ieri a mensa di ufficiali, Valtteri? Sono andati dopo in Niazamana a festa. A Budapest che volta? Sì. È vero? In Niazamana a Budapest. Siete andati a mensa di ufficiali a Budapest? Sì, perché si capiva. Ho capito. Invece ma come una festa, insomma? Sì. Avete dato anche da mangiare, da bere? Neanche per là. Quel giorno? Sì. Non si ricorda neanche una canzone di queste qua? Il nome, su cos'era? Il Massolin dei Fiori, non so. Sì, così anche quelli. Si cantiva. Ma no, cosa solo che mi ricorda di canzone che si cantiva ho perso tutta la mente. Brava, ho capito. Va bene, ottimo. Vabbè, mi ringrazio, stavolta spero che sia venuta fuori le fotografie che l'altra volta non mi era venuta fuori. Se per caso vi ha in mente il canzone che cantava, la prossima volta che porto fotografie mi dice, va bene. E tose del posto, cosa dicevi dei Valtteri a Beocin? Una la mia figlia di speti appena è andata là. Perché? E l'ho spinto una agami e dopo l'ho finita, manco mai dopo. Che dispetti che facevi? Mi cambiai il binario che vede da passarmi con carella. E allora mi ho spinto era una volta dopo, dopo l'inizio più un po'. E come la spentonava? La spentonava. Guarda come la sberla? Una bella po'. E ora si gatta al ma? Sì. Come si chiamava? Mi si chiamava. Era una più grande, una tosa come era, insomma? Sì, era una piccoletta. E i tosati del posto? Anche i tosati parlavano malamente. Dei altri profughi? Sì. E tu eri come in giro, insomma? No, i parlavano malamente partaliana, perché se c'era una parola partaliana parlavano malamente.
Cioè, Sì, sì. No, mi fa rispetti no qui. Ma altro che quella sì, mi fa rispetti prima. il re si è fatto vedere. Brava, Così si fa. E i paroni invece come vi trattavi, i paroni di questa fabbrica? Sì, sì, ne pagava lui. Ah, ne vedava? Cosa vedavi? Sì, non so neanche cosa che ne era, ma ne pagava intanto. Skei? Sì, corone, dai, corone. De carta o de ferro? Di carta? Ah, de carta o de... Sì, di carta. Ah. Di carta. Che potevi comprare qualcosa dopo? Sì, se poteva c'era anche qualcosa che era, si volevano. era la tessera anche, Ah, era una tessera per comprare oppure era libero? era libero, si voleva qualcosa. In bottega, ho capito. Va bene, brava che ha visto che si ricorda bene. Ah sì, una sernaglia. Come si chiama? Non so cosa. Ma già in gamba com'è? Si ricorda? Io la sarai. Ah sì? Si va qui a vera che sapete dire meglio. Ma dove sta? Proprio a Sernaglia in paese? Questa proprio Sannaia. Ah. E l'anno 96 anni. Ah, sei del 98 ora? Sì. Ah, ho capito. Io sono stata profuga anche io, sì, di sicuro? Sì, perché so perché mi era vita il mio dottore. Ah, Il mio dottore lui va anche là. tu E capisci? mi era anche il cognome. Ella stava in la chiesa. Da Dio chiesa mi pare Ho che mi era capito, a Sernaglia. sì, Sannaia. Si va qui a bere che sa di dire il meglio di me. Boh, ma io mi pare che mi abbia detto bene. Se aveva in mente qualche altra roba, sempre durante la profuga. La signora Berti, aveva in mente qualche altra roba? Poi era come che vi trattava anche qua a Cappella Maggiore, Ecco, per la maggiore. la canonica. Sì, erano stati, ma lei, a cui fare io il prete perché, non so non perché, mi so che l'era buona, l'era buona e ai che lo aveva mandato via, I tedeschi. sì, Perché? sì, non so se i tedeschi sì, sono stati i tedeschi allora, perché c'erano tutti i tedeschi. Non va bene. E ne ha mandato via, ha messo famiglie profughi là, Non va bene. una moriava e un'altra. E là si stati quanto? Un mese, 2 mesi? Sono andati via, vero, questa stagione qua, In novembre? a Cordova, a beh. Livonia. Ah, in Livonia, sì. Sì, vero, adesso questa stagione. In autunno, stagione dicevo. qua, sì, Ho sono andati capito. via. E sono iniziato via a venire. La guerra. Ho capito. Bene. Interessante. Perché adesso mi viene in mente quando è che sono andati via. Eh. E n'era la bianca che l'era quasi fatta, non fatta, ma vero, questa stagione qua sono andati via. E io le patate da cavallo lì. Così arrivai là che aveva ancora patate da cavallo. Patate da cavallo. Ma così tardi? Ma io non so. Vi era ancora patate so sul che sono campo? andati a cavallo, su patate appena andati via. Vabbè. E mia sorella lei è andata a rubare un gran di uva e le ciapà e la menà su e dopo il paese con il fucile in mano. Loro con il fucile e col gran di uva in mano e la menà su e dopo il paese. Ma eri soldati o civili? No, loro là. Abitanti del posto? Sì. Non soldati? No, dell'Uria là. I paesani? I paesani dell'Uria perché Sì. è andata a rubare un piatto di uva. Ma era bianca? Che uva che era là? Bianca, nera? Che uva che era? Nera l'era, ma era di picciolette uscita e la fella intera. L'era bassa. Come si chiamava la sua sorella? Qui a... Maria, anzi le viva e la qui. Di che classe? Via. Era 4 anni e manco mia. Ah, capito, del 4. Però farla ancora così per il paese, svergognarla come? Sì, vergognata. E si è messo pianga? Cosa? Se sai la piandiera. Allora, la morale, insomma, per far vedere che non bisogna che vai a... Ma si è pinata dopo? Non è più. Non è pindata, no. Era
un mestiere era anche quello. Era dura, era anche, lontani da casa così, distanti da Fontigo, via, in mezzo al mondo. Sì. Cosa dicevi che era Matosa? Adesso in mezzo a stare... Ma quello che a dire che non si era contenti lui stesso. Ah sì? Non perché poi, ormai finché non era finita la guerra, non si era là, e là iniziava a mangiare, a lavorare, iniziava qualche cosa. Non era... Si era ben visti per quello. Sì. Però aveva messo in riga, insomma, la Tosa, che gli ha detto, quando si scherza, paura. Si sa che non si deve andare. Beh, logico. Niente per là. Sì. Ma tua vita, era tua vita in quanto va. Ma hai visto qua così? Ho capito. Sì. E i preti là del posto cosa dicevi? Niente. Non so. Niente. Ma ieri tante famiglie di italiani là, oltre ai prigionieri, eri prigionieri, mi ha detto. Sì, ne era prigionieri, sì. Tanti. Ma non era dispersi ora manda anche qualche altra. Lavoravi anche ora sulle campagne? Prigionieri? Erano altri, non credo. Era là, parlava dell'acqua loro. Del denaro? Del denaro, e che ne erano là loro, ma non la... Sì, ne erano là. Perché ne era mio fratello che sta male e che portava le notizie a mia madre come che stia. Perché le è stata anche male là. Sto prigioniero? No, mio fratello, è stato anche male là. Allora gli ha ricordato là e gli portava sempre le notizie a mia madre. Allora se l'era là, sto prigioniero. Ma il suo fratello come si chiamava? Fiorano? Sì. E che mai dava ciapà? Tifo un po'. Perché bea acqua sporca? Ma non so, anzi, un'altra sorella, la Bulu, e Teresi e Chi era stata? la Maria. Non per le ua? Tira la ua. Per le ua? Ti fanno anche i Teresi dopo? La Teresi. Tutta Saia? Tutta Saia? No, le Teresi. La malaria. La malaria. La malaria l'aveva. Non le Teresi. Le Teresi pure mia, qua a Cappella Maior, le Teresi. E dopo sono stata sempre bene. Così. Insomma, fra i Teresi, fra Malaria, fra roba altra, però si cavava, insomma. Non cavai proprio. Bravi. Siamo in casa tutti, papà, mamma, tutti quanti tornai a casa, sani e salvi. Sì, ma sai, dove era in Italia ormai, lei era per la piave, era in Italia. Chi eri tu? Mommi, Girolamo. Girolamo e chi? E la Giovanna. E la Giovanna, io ero restato, sì, mi hai capito. Io ero restato, sì, ero qua, Girolamo, io ero soldato e Giovanna io a Chioggia a servire, ho capito. Così. Brava. Solo. Sto oggi qua ho paura di averlo perso neanche. Sì, no, ma per adesso sta bene, dai. Come fai da mangiare mi basta. E mi rifà tutti. E ora basta. Ora che fai tipo? Sì. Vedrà che se vediamo ancora col libro, prima vengo a portare la fotografia, stavolta sì vengo a portare a casa venuta. Sì. O se no che spedisco per posta. Perché non so se mi capita di venire. Questa qua che via Zea. Qua che via Zea. Via principale, numero 1. Via principale numero 1. Ecco, casomai che spedisco per posta se non posso venire, va bene? Sì. Ecco.